Come abbiamo sentito, ci hanno raccontato che il consorzio di Merlara è confluito non molto tempo fa nel gruppo Collis, una forza per quanto riguarda sia la produttività che la qualità e anche l'ottimo rapporto qualità-prezzo come esige il consumatore, e abbiamo anche il rappresentante della cantina di Colognola ai Colli, il signor Aldighieri, che ci spiegherà com'è questo matrimonio a quattro. È un matrimonio che è nato qualche anno fa, ovviamente. Collis oggi è un'azienda importante, soprattutto in termini di numeri, perché produciamo 1,5 milioni di quintali d'uva all'anno, 1.100.000-1.200.000 ettolitri di vino, che per metà lo vendiamo sfuso e per metà lo vendiamo attraverso le nostre partecipate. Riondo ovviamente in primis, perché Riondo comunque è il socio unico, è Collis Veneto Wine Group, e dopo le due cantine di base, che sono quelle che hanno formato il consorzio di secondo grado, che è Collis Veneto Wine Group, e praticamente detengono delle partecipazioni, 40% nella Sartori per quanto riguarda la cantina di Colognola, e il 51% la cantina di Colli Iberici lo detiene in cielo e terra. Un'azienda che si sta orientando sul mercato a 360 gradi, e sicuramente sono momenti difficili perché andare sul mercato oggi non è facile per nessuno, però insomma siamo anche fiduciosi perché come abbiamo strutturato soprattutto verso l'estero il nostro mercato, insomma siamo fiduciosi che qualche soddisfazione magari anche in futuro la avremo. Lei ha parlato di mercato estero, in particolare qualche paese? Diciamo che siamo presenti particolarmente per quanto riguarda l'Europa, tutti i paesi nordici e la Germania e anche l'Inghilterra. E sugli altri mercati, il mercato americano, stiamo spingendo tantissimo e adesso siamo alla scoperta anche con delle società fatte là sul posto, col partner nostro che abbiamo là sul posto in Cina, il mercato asiatico. È un mercato ovviamente nuovo, un mercato difficile perché non è facile oggi andare in Asia a vendere il vino, però insomma siamo fiduciosi che potremo in futuro avere delle soddisfazioni da quel tipo di mercato. E dopo diciamo che comunque con le 3 partecipate, Sartori, Cielo e Terra e Riondo, praticamente andiamo a coprire tutto il mondo in pratica.